Allora, sempre coi piedi per terra, vediamo un altro contributo, intanto stiamo andando anche verso la fine per commentare un po' la situazione. Vediamolo insieme. I consumi degli italiani continuano a calare anche nel primo trimestre del 2014. Secondo uno studio di Union Camere, ad arretrare gli acquisti nel settore commerciale e in quello dei serramenti del 3,7 e del 2,6%. Soffrono le piccole imprese, ma ha problemi anche la grande distribuzione e 2 imprese su 3 vedono un futuro ancora stagnante. Allora, dati secchi, netti. Poi devo partire con Antonic, perché questi ci mettono i piedi per terra. Un futuro incerto e tra l'altro noi abbiamo altri dati che vengono dalla Camera di Commercio, chiusure. A parte la Camera di Commercio che mi viene in subbuglio perché ha paura di essere chiusa lei stessa. Ma insomma. No, questi sono i dati che ci aspettavamo, sapevamo che la flessione era significativa. Il contributo sottolineava una cosa interessante, che anche la grande distribuzione è in netta flessione. E qui ci colleghiamo con le chiusure, perché c'è un evidente. intervento proprio di quest'oggi che ha fatto il Presidente Zanon relativamente a questo, dei provvedimenti che dovrebbero essere presi. Volevo sottolineare questo. Sì, nel senso che anche il sistema della grande distribuzione potrà dirsi di offrire al consumatore più ore, più flessibilità, più varietà, tutto quello che vogliamo, però alla fine è il consumatore che ha sempre quei soldi e ne ha sempre meno. Per cui, Gira, mescola, quella è la minestra. esattamente, e con tutto quello che ne consegue poi, perché anche la grande distribuzione poi dovrà licenziare, dovrà rivedere i propri piani, dovrà concorrere con gli altri grandi sistemi commerciali che ci sono attorno. Quindi questa è una delle cose da rilevare. E si accennava appunto alla riflessione che ha fatto il nostro Presidente regionale Massimo Zanon, relativamente alle chiusure domenicali. C'è una legge, c'è un disegno di legge sul quale si sta lavorando che propone la chiusura, se non erro, di almeno 12 giornate, 12 in un anno, giornate. che era quello che avevate, che vi andava bene. No, chiedevamo di più. Chiedevate di più. Diciamolo subito. Non so, chiedevate di più. Chiedevamo di più e soprattutto queste sono le cosiddette, direi, feste comandate. Sia laiche che qualcuno, Natale, che qualcuna religiosa. Noi chiedevamo qualcosa di più e era la grande distribuzione che ovviamente tirava perché non ci fossero delle chiusure. Probabilmente, io ho sempre detto, il mercato probabilmente darà una regolata a tutti e forse è giunto il momento di rifletterci seriamente. Non c'è dubbio che quando la grande distribuzione, quando deve fare il suo business plan, sa quanto gli costa tenere aperto una domenica, ben più difficoltosa invece è il far quadrare i bilanci per una piccola impresa familiare che deve, se tutto va bene, come dire, il titolare rimane anche la domenica, se no deve comunque avere anche una commessa, quindi deve assolutamente far fronte a tutta una serie di spese e di costi che ovviamente sono superiori a quelli della grande distribuzione. Su questo sappiamo che l'Italia è il paese del turismo, lo vogliamo far diventare il paese dello shopping, adducendo scusante che questa è la ventata di liberalizzazione europea. Andiamo in Austria e lì vediamo che il sabato pomeriggio chiudono e la domenica sono tutti chiusi. Quindi cos'è questa liberalizzazione? Poi, qui in Veneto tutti i comuni sono definiti turistici, dico bene? Perché è un escamotage, perché una volta si era più elastici nel confronto delle aperture domenicali nei comuni cosiddetti turistici. Certo. Sarebbe ora che cominciassimo a valutare i comuni turistici per quello che sono in realtà, cioè le presenze turistiche in quel comune sono superiori agli abitanti residenti o no? Ci sono comuni in cui questo non avviene e ci sono grandi centri commerciali. E allora perché quello deve stare aperto? Poi un'altra cosa, possibile che dobbiamo magari quella domenica tener chiuso in Veneto e aperto in Emilia? O aperto in Friuli? È come i saldi, quando incominciano da una parte. Non parliamo di questo. Allora, qui si tratta, è vero, c'è la piccola impresa che ha più problemi da sopportare, ma anche la grande impresa, personale ridotto, è preso con le agenzie interinali.
Sì. con gente che fa 2 giorni alla settimana di lavoro. Insomma, io credo che socialmente, economicamente non sia quella grande panacea di tutti i mali. Non è così che si ripartono i consumi ripartono se si crea ricchezza. Ecco, tenere aperto la domenica non è creare ricchezza, è creare povertà. Assolutamente. Battuta di chiusura, Presidente. Allora, volevo, per quanto riguarda il mondo del turismo, il mondo dell'associazione, della Confcommercio, volevo prima di tutto, non l'ho fatto prima all'inizio, volevo salutare tutti i nostri associati e augurar loro una buona estate e dei grandi affari. Noi siamo ottimisti perché siamo imprenditori. Se non fossimo ottimisti probabilmente non siamo degli imprenditori. Voglio comunque dire loro che noi siamo presenti, siamo al loro fianco, dobbiamo essere stimolati. E quindi invitarli a Dobbiamo partecipare. essere stimolati perché i nostri osservatori sono degli osservatori importanti, però se l'associato ci stimola, ci pungola, ci critica, riusciremo a fare meglio il nostro compito e il nostro direttore riuscirà a far meglio il suo lavoro. Detto questo, ripeto, auguro a tutti una stagione felice di lavoro e di serenità per le loro famiglie, per le nostre famiglie. Benissimo, grazie. Allora, come avete visto, anche le associazioni di categoria nel loro cercano di fare, di smuovere qualche cosa, però è importantissimo, come per tutto, come abbiamo detto per le associazioni di volontariato, così anche per le associazioni di categoria, i sindacati, eccetera, la partecipazione dei cittadini, perché l'evoluzione c'è se il sentire collettivo viene in qualche modo trasposto a chi rappresenta poi le collettività nei vari ambiti produttivi e non solo. Grazie ai nostri interlocutori, grazie a Presidente, grazie alla collaborazione a Confcommercio Unione Venezia, grazie. Noi ci rivediamo come sempre domani alle 13, vi aspetto. Euro Interim International. Vuoi vendere i tuoi prodotti all'estero ma non hai distributori validi? Vuoi costituire una società all'estero ma non sai come funziona la burocrazia in quel paese? Vuoi realizzare i tuoi progetti all'estero ma non hai un partner in loco? Euro Interim International, in collaborazione con partner locali, può aiutarti a fare tutto questo e non solo. Crediamo che il futuro sia nell'internazionalizzazione di impresa. Siamo attualmente attivi nei seguenti paesi: Cina, India, Russia, Brasile, Cile, Vietnam, Turchia, Polonia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia. Possiamo offrire i seguenti servizi: internazionalizzazione e delocalizzazione d'impresa, analisi di mercato e studio di fattibilità, ricerca di partner commerciali, distributori e importatori, consulenza fiscale, legale e contabile, costituzione di società, uffici di rappresentanza e showroom, registrazione di marchi, brevetti e diritti secondo la normativa del paese di riferimento, ricerca bandi di finanziamento o fondi a supporto di percorsi di internazionalizzazione, HR Service, ricerca e selezione del personale in loco, reclutamento di personale temporaneo in loco, outsourcing di gestione risorse umane, gestione busta paga, gestione personale. Euro Interim International. Buongiorno da Romania, sono Adela Cristia, il partner di Euro Interim International in Romania. Siamo una struttura di professionisti in grado ad offrire servizi nel campo delle ricerche di distribuitori, ricerche di mercato e tutti i servizi necessari per lo start-up dei business in Romania, tipo consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza nel campo delle risorse umane. Siamo una struttura pronta a servire i clienti italiani che vengono in Romania per investire. Mi chiamo Liu Yanping, sono il responsabile di Euro Interim International, la nuova business unit del gruppo Euro Interim
per l'internazionalizzazione di imprese. Lo scopo del nostro servizio è di aiutare le imprese italiane che vogliono sviluppare il loro business all'estero. Per esempio, se l'imprenditore vuole vendere i suoi prodotti in questi paesi, per esempio in Cina, noi in Cina tramite i nostri collaboratori locali possiamo fare una ricerca e selezione di distributori locali. Questi distributori locali sono del settore, possono aiutare gli imprenditori italiani a promuovere e vendere i loro prodotti in Cina oppure nel mercato di riferimento. Che cosa richiede la Cina? Quindi quali possibilità di maggior rilievo ci possono essere per i nostri imprenditori? Su quali mercati puntare? Quali settori? In Cina veramente i cinesi amano tantissimo i prodotti italiani. Il Made in Italy è molto rinomato. Per esempio su abbigliamento, nel settore di mobile, nel settore di gioielli.